Mattarello. È rimasto incazzato, guarda. Ti serve la sedia, l'asta, il microfono? No, la sedia, ho capito. Vado a recuperare il tuo microfono, Ma anche tu hai fatto parte dei gufi da ragazzino? No. Sai perché? Le cornacchie, perché sei talmente comico che Lino Patruno ti avrebbe preso a fare il sogno nel cassetto, è il mio sogno nel cassetto. È incredibile quello che non fa Gianni Nazzaro, soprattutto a cena, dopo e soprattutto dietro le quinte. Dietro le quinte. Tra l'altro devo dire, faccio un'osservazione. I comici veri, quando recitano, quando si esibiscono e fanno ridere, per loro ricevere il consenso, quindi la risata, è una goduria che io riesco a provare quando mi riesce qualche volta. Sì, ma sei fatto morire dal ridere, per cui avrai sicuramente gioito. Te le dico quella lì, no. Allora, sì, dai, guarda. Non puoi dirla questa. No, adesso no. No, ma questa una non vietata ai 18. Ah, sì, no, come no. Sicuramente. Sì. Allora, under 18. Allora, facciamo una presentazione non nella veste del cantante, ma del comico. Allora, ecco voi direttamente dal teatro Sistina. No, state esagerando, ragazzi. Il cabarettista, comico, solista unico al mondo, Gianni Nazzaro. No, io sono semplicemente, qualcuno dice che io racconto bene le barzellette, tutto là. Tu hai pompato, ma così. Vai oltre. E che questa è la barzelletta che però è carina in quanto la vorrei dedicare pure a Giovanni. Esatto. Perché è carina perché è ambientata nel nostro settore. Piedigrotta di Napoli, ok? Tutti conoscono la manifestazione. Certo. E mi dai un'asta? Piedigrotta di Napoli, grande orchestra, eccetera, eccetera, e un cantante tra i vari cantanti che era molto emozionato, aveva il track, si chiama in gergo, il track, proprio tremava come una foglia, e va dal maestro che dirigeva l'orchestra e dice: maestro, voi non la faccio io, maestro, voi mi dovete perdonare, ma io tengo una diva uno, io proprio quando vedo la gente annanzi proprio mi viene... mi mette a paura e mi scorda, non mi... Aspetta, non ho finito, non mi ricordo le parole, la paura mia è che mi scordo mentre canto. Il maestro dice: ma come che mentre canto mi scordo, mi emozione, tu devi cantare una serie magia. Sanno pure i bambini, oh ma regista sì, una serie magia, sanno pure i bambini, no, l'emozione mi piglia, mi scordo le parole. Maestro, voi mi dovete aiutare, suggeritemi. E va bene, dice, mentre dirigo io mi giro ogni tanto l'orchestra, il ragazzo sale, Antonio Petipin, tutto tremante, il maestro quando viene l'appuntamento, guardo mare e guardo il frun. E guardo mare, guardo il front. Si da farlo, non rispondi. Maestro, si da farlo, non rispondi. Si da farlo, non rispondi. A chi sta rispondendo?